circa un mese fa, sono stato chiamato da dei agricoltori sardi. Mi hanno chiamato per andare giù, dargli un po' di trasparenza, perché 5.000 piccole aziende di agricoltori erano in mano alle banche con i debiti e stavano mettendo all'asta le loro proprietà. 5.000 aziende di sardi che erano stati chiamati dalla regione, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia, per sovvenzionarli a tornare nella loro terra, a sovvenzionargli un lavoro, aprire delle serre, fare gli agricoltori. Stavano benissimo, sono venuti giù e hanno cominciato a lavorare, a fare serre, poi non stavano in piedi, si sono indebitati, la regione non ha potuto finanziarli, sono andati in mano alle banche, al Banco di Sardegna, il Banco di Sardegna era di proprietà del Banco di Reggio Emilia, il Banco di Reggio Emilia ci sono dentro sempre gli stessi, c'è uno che si chiama Cremonini fa carne da macello, deve pascolare le sue mucche, non so che attinenza c'era, ma stavano vendendo la vita di 5.000 famiglie sarde senza che lo sapesse nessuno. E sapete chi c'era con me? C'era il più grande giornale del mondo, che si chiama New Yorker. Il giornalista è stato 4 mesi con me ed è venuto a vedere i pianti delle famiglie, vedere come mettevano all'asta le loro proprietà di 600-700 mila euro a 10-15 mila euro che venivano comprate dagli emissari delle banche. Non c'era speranza, sono andato lì, ma non sapevo cosa fare io. Poi ho conosciuto una persona tosta, uno che non fa spettacoli, si chiama Gavino Sale. Allora Gavino Sale è andato a un'asta e con uno sguardo straordinario ha detto 4 parole. Ha detto: chi si presenterà a comprare alle aste, mi rivolgo a questi che compreranno alle aste queste proprietà dei nostri pastori, mi rivolgo a questi rettili a sangue freddo. Noi staremo qui e vi conosciamo tutti, vi conosciamo a uno per uno, voi rettili a sangue freddo. È bastata questa frase determinata di un omino alto così che non si è più presentato nessuno alle aste. È fantastico.